Amici di Sportisti Liceo, da Salvo Geraci siamo live dall'Antonino Licauli di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo e San Giorgio Piana, Cus Palermo, 15ª giornata del girone A di eccellenza siciliana, l'ultima del girone d'andata. Squadre in campo con il Piana in tenuta bianca, il 3-5-2 di Davide Boncore con Sisè in porta, in difesa da destra verso sinistra Yamè, Gaio e Maniscalco, centrocampo Barbara, Passero, Diacate, Candela e Giannone, in attacco Secan e Amaya, a disposizione in panchina Russo per la porta, poi Caciccia, Bonasia, Martinez, Cavedoni e Inzerillo. Risponde il Cus Palermo di Ferdinando Zappavigna in maglia nera, 4-3-3 con Mortillaro in porta, Dario Morana, Amorello, Agnello e Centonze in difesa, Alaimo Mutolo e Traoré a centrocampo, Colicchia, Gabriele Morana e Sheriff in attacco, a disposizione in panchina Cimmino per la porta, poi Sorrentino, Consigliere, Scoma, Arena, Moncada, guida Vitale e Visconti. L'arbitro del match è Roberto Cargui della sezione di Marsala, assistito da Nicola Gringeri e Armando Rando, entrambi della sezione di Messina. Piove qui a Piana degli Albanesi, c'è anche una certa desolazione sugli spalti, una cinquantina di tifosi ad assistere alla partita, condizioni meteo non facili per tutti, con il Piana che cerca oggi di fare bottino pieno. Il tiro di Amaya dal distanza, Mortillaro in calcio d'angolo, prima occasione della partita da parte di Federico Amaya, che trascinò il San Giorgio Piana in eccellenza, o meglio uno dei protagonisti della promozione nel 2024. Arrivato nelle ultime settimane dal Niscemi, pallone dentro, colpo di testa, ci ha provato Gaio ma c'è il fischio dell'arbitro a interrompere tutto. Ha attaccato Amorello, pallone lungo linea, finisce fuori. Battuto questo calcio di punizione, salta più in alto di tutti Dario Morana, adesso laterale per il San Giorgio Piana. Pallone difeso da Amorello. Allora, rimessa per Barbara, c'è Yamè davanti a lui servito, ma c'è il recupero allo stesso tempo di Gabriele Morana. La proposta di Gaio verso Secan è troppo lunga, allora pallone per Mortillaro. Alzata di Giannone
Passaggio in verticale di Passero. C'è un po' di paura nella spazzare via il pallone qui. E altra rimessa laterale. Piana che cerca di risalire la classifica di questo campionato. Attualmente i rossoneri sono all'11° posto, sopra la zona playout, ma nelle zone calde della classifica c'è un distacco di ben 8 punti. Piana 11ª a 20, Parmonval 12ª a 12. Il CUS si prova proprio da queste parti e adesso subisce l'avanzata di Secan, deviazione ancora Mortillaro, posizione regolare, Passero in mezzo, secondo palo, deviazione no, rimessa dal fondo. Doppia chance comunque per il Piana, con Secan arrivato dall'Accademia Trapani. Mancano sempre meno gol al raggiungimento dei 100 in carriera per il Gambiano arrivato dall'Accademia Trapani. Raga, così pure mio nonno gioca. Oh, troppo tempo sta per prendere la palla. Per concludere il discorso sulla classifica, CUS penultimo a 8 punti. La rimessa di Centonze, Secan lo ha ritrovato contro oggi, erano compagni all'Accademia Trapani. Centonze è tornato al CUS Palermo, dato che in questa maglia ha giocato l'anno scorso in promozione. Orientato, sali, dai, ma non venire incontro, non venire incontro. Sheriff appoggia a terra per Alaimo, l'intervento falloso di DHT, calcio di punizione. Mi serve che vai profonda, appena tu vieni incontro, ce l'hai subito attaccato. Oh, mi sa che vieni incontro e attacchi la profondità, è troppo facile per lui pensare così. A posto, ho visto così. Punizione, CUS Palermo, c'è Youssef Sheriff. Battuta un po' larga, il recupero di Yame, regolare, Amaya lancia lungo verso Secan, salgono in 3 in mezzo, c'è la deviazione, calcio d'angolo. Va a battere Andres Passero. Pallone altissimo, colpo di testa di Gaio ad anticipare Mortillaro. C'è Alaimo, poi il fallo commesso da Yakuba Traoré.
ai danni di Diakate. Calcio di punizione per il San Giorgio Piana. Si confrontano Passero e Barbara. Va bene, Jacopo, occhio! 2 in barriera per il Cus Palermo, ovvero Gabriele Mutolo. Sono 2 sulla palla, raga! Anche lui tornato al Cus e Youssef Sono Sherif. 2! Sono 2! Si aggiunge inizialmente Colicchia, poi si allontana da 2 in barriera. E allora schema per il Piana. Passero, cross, Mortillaro, facile. Voleva il pallone subito Sherif. Mortillaro ha preferito andare con calma. Sherif sponda per Gabriele Morana, il tiro al volo verso la porta centrale per Sise. Fabio! Mettiti bene, mettiti bene! Ordinato! Secan aspetta il pallone. Una serie di colpi di testa non rendono fluida la manovra. Poi Mutolo la spedisce sotto la tribuna destinata ai tifosi del San Giorgio Piana. Non c'è il gruppo Ultras, ha perso un po' di entusiasmo in questa stagione dopo i salti di categoria e il sorprendente quarto posto della scorsa annata. Traoré verso Sherif, c'è Yamé, non la aggancia Secan. Allora la rilancia via il Cus Palermo. Secan non riesce a metterla giù, la spazza in un secondo momento Centonzio, poi il lancio lungo per Barbara, cross basso dentro, Secan ormai era già andato e allora dal retrovia Maia, tiro largo. Sali, sale! Sale! Primissima fase di questa partita che ha visto il Piana decisamente avanti sul piano delle occasioni, impegnando un paio di volte Mortillaro, ancora nulla di concreto verso i pali di Lamin Sise. Lo vedete, Davide Boncore con tutta la sua solita grinta. Sise rischia un po', dato l'attacco di Traoré. Dario Morana, non arriva Traoré, e allora Mutolo a dettare i tempi sbaglia, colpo di suola Gabriele Morana, allora pallone verso Secan, troppo su Mortillaro, e allora questo che ricomincia. Lanciato Sherif in fuorigioco. Occhio che gioca, recupera la posizione, Gabriele, vieni, scala qui. Occhio. Vado! Caio. Punta, svegliati! Dai, Matti. Ti vado sul giochettino! Occhio che arriva qui. Boncore ce l'ha con Yamme, gli chiede più personalità.
l'ex Sciacca che ha accettato la proposta del Piana. Andalo! Niente da fare per Gabriele Morana. Vai col destro e mandi Massi, Gabri, era entrato bene. Ha apprezzato almeno l'approccio a questo movimento. Zappavigna in panchina. Squadra senza pretese, quella del CUS Palermo, ripescata. C'è Gabriele Morano a terra, si chiede interruzione del gioco. Mette fuori Dario Morano, fratello di Gabriele, che ha qualche problema. È stato dato un succo di frutta. Nella riaggressione non ci siamo, Arbitro! Alla pesca, se volete saperlo. Ti abbassi, loro due più alti. No, al contrario. Perché ha bisogno di zucchero. Ha bisogno di zuccheri. Gabriele Morano. Fabio! Allora, si è fermato un attimo a bere. Di nuovo in campo Gabriele Morana. Retto, Dario! Atti! Il rilancio di Mortillaro. Diacate lancia Secan, ancora troppo verso il portiere del CUS Palermo. Da una parte all'altra. Metti bene, occhio che gioca, metti dentro, Verso Lamin Sise. Si chiede un fallo, il Piana continua, pallone messo in mezzo verso Secan, anticipato. Adesso Passero, ci stava pensando Traore, poi il tiro largo di Giannone. Ieri due anticipi in questa 15ª giornata del Girone A di Eccellenza Siciliana, la vittoria esterna della Don Carlo Misilmeri 2-1 in casa della Parmaval al 90°, 0-0 invece tra Partinico Dace e Bagheria questo pomeriggio. Oltre a Piana CUS c'è Accademia Trapani, Folgore Castelvetrano, San Vito Lo Capo, Unitas Sciacca, entrambe in diretta sul nostro canale YouTube. C'è anche Marsala Castellammare. Tra le partite iniziate alle ore 14:30, alle ore 15 inizieranno Bagheria 90-011 Montelepre. Una grande sfida, quella tra Licata e Camarat. Recupera la posizione. Sì, Matti! Barbara verso la corsa di Candela, il calcio d'angolo.
batte Passero, Occhio al limite, Matti! il suo destro in mezzo, il tocco voluto da Yammé, che va a prendersi il pallone di questa rimessa laterale. Occhio dentro, la Azione spiccata! lunga. Non va a ricevere Secan. Pallone su Mortillaro, stavolta più veloce rispetto a prima. Attacca ancora, Cercato attaccala! Sheriff. Caio gira verso Passero, quello con Dario Morana. Niente da fare per riportarla in campo. Morana, Sheriff e Mattia. Là in mezzo le beccano tutte. Giannone. C'è però il fallo. Allora calcio di punizione per il Cus Palermo. Ancora parliamo! Ancora parliamo! Pallone verso Gabriele Morana, prima ci arriva Gaio. Alaimo, ex della partita. Quello che entra. Lancio lungo, Claudio. non ci arriva Candela. La prima cosa, cerca di entrare in possesso della palla, metti la terra e poi deve Enrico, va bene, bravo! Vai, dai, sei partita, va bene! Soddisfatto con Core dei suoi. Ehi! Fallo di Mutolo su Amaya. È solo quello, perché le becca sono io. L'arbitro chiede un attimo di calma. Lascia Gabriele qua, vai a dare una mano in mezzo, Gabriele, occhio che gioca Chiamato subito, gira. Sheriff. Mettetevi bene. Ecco, gira con lui. Occhio dentro, Caio. viene qui. Yammé. Scala. Porta palla. Si rifugia su Candela. Ancora Gaio. Ancora, Mattia, ancora. Candela in verticale. Niente da fare per Amaya. Sali bene, stringi ma. Passero! Va bene là! Uno che si abbassa! Ragazzi, sta diventando fastidioso. Va bene, mettiti bene, vai, oh. Giocala, non lasciarla! La postura, pronto! Comincia, Gabri! Adesso qualche problema ce l'ha Gaio. Sto scendendo lui, signore. Da chi? Abbassa. Messo bene, Passera Candela! Passera Candela in mezzo! Passera! Bloccati in mezzo! Si ricomincia a giocare, ma in 10 per quanto riguarda il Piana, con Gaio fuori. Sta ricevendo qualche massaggio. Passera Candela in mezzo! Sponda verso Amaya. Posizione regolare. Amaya, deviazione, calcio d'angolo. Rientra Gaio. Intanto si muove qualcosa a bordo campo.
per un'eventuale sostituzione. Intanto c'è Passero dalla bandierina, la mette in mezzo verso Yamé, anticipato, altro angolo. Il colpo di testa di Agnello. Barbara in mezzo, di testa Mutolo. Passero insiste, Diacate, non la prende lui, poi finisce a terra Candela, calcio di punizione molto interessante per il San Giorgio Piana. Protesta il Cus Palermo con 111. Arriva anche Mortillaro, farsi sentire. Va così, ha già fischiato. Ha già fischiato, va bene. Sicuramente non tranquillo Giuseppe 111. Raga, ma vedi che ha ragione, perché c'è il fallo su Colicchia quando sta ripartendo, quello lo sotto. Se fischia il fallo prima, tutto questo casino non succede. Ho capito, però. Occhio che si apre, Mattia! Mattia! Vieni laterale, vieni laterale. Le indicazioni vieni tu laterale. di Zappavigna su Colicchia, 4 in barriera. Stretti, sulle punte stretti, non ti aprire! Andres Passero. Calcola un altro paio di cose. Morana, stringi un po'! Sulle punte! Non saltare! Parte Passero, Mortillaro salva il Cus. Arma in più di questa squadra quando le cose si fanno difficili. Ovviamente tutto può reggere fino a un certo punto. Sarà calcio d'angolo, ma c'è ancora qualcosa da rivedere in aria. Non vuole trattenute vistose l'arbitro. Mortillaro con i pugni, non nella direzione desiderata. Poi Amaya propone risposta leggera. Il Piano non rischia. I riferimenti, attacca Mario! Fuori! Traore verso Dario Morana. La prende Caio. Fino ad arrivare a Sise. Pallone verso Secan. Duello con 111. Sali che sopra, sali che sopra. Punizione per il Cus Palermo. Stai là, Passero! State là voi! Sponda di Gabriele Morana, Sheriff centrale. Occhio che è lunga! Buona!
Fermato, Passero, la riconquista. Vieni in mezzo, Giannone. Joseph. Sali. Ancora Sisè, mezz'ora scoccata. In difficoltà Yammè, se la porta fuori. Batte Centonze. Questa rimessa laterale. Va bene. Gabriele Morana perde tutto. Regalo per DHT. Candela in fondo verso Secan, in testa ci arriva la difesa del Cus con Agnello. Adesso Amorello a controllare assieme a Mortillaro. Candela dietro per Sisè. Posizione, Gabri, Joseph, ce l'hai lì. Buttalo! Vieni a spingere. Ancora. Guardate che essere bravo. DHT anticipato da Sheriff. Allora Centonze Sì, che buono. verso Gabriele Morana. La conquista, avanza, evita Yammè. C'è il passaggio per Sheriff. Occasione Cus. Sheriff semifortunato. Si va a conquistare comunque l'angolo. Sta mandando Sheriff, poi è stato fermato. Perché ti fermi non spieghi? Nella pressione, perché ti fermi? Jaco, da. Vai, Jaco. Lo mandi là. Angolo Cus Palermo, va proprio Sheriff in mezzo, di testa, va ad allontanare Giannone, ancora viva. Sheriff prova la giocata, Giannone resta lì e capisce tutto. Dario Morana, pallone per Centonze, cross sbavato. Adesso maniscalco. Amaya fermato con fallo da Traoré, c'è il giallo. Il primo della partita. E per il nativo del Mali, Yakuba Traoré. Mister! Sì, c'è la commissione. Sto aspettando la commissione, mi dice sbirro, ora così. Ma che ti sta facendo così, me? Vabbè, ma non lo sto calcolando, c'è bisogno che lo pungi. Mi sembrava strano. Lo so che so, però dico, se uno magari evita. Sheriff, ancora il Cus, stavolta viene fermato. Ex Casteldaccia, sponda di Secan, non c'è nessuno. Sale comunque Barbara. Mortillaro. Fallo su Traoré. Lo va a commettere DHT, giallo anche per lui. Non ci siamo, non stiamo giocando, Stanno iniziando anche le partite delle ore 15. Ovvero Bagheria 90-011 Montelepre e Licata Marat. Punizione Cus di testa Barbara. C'è il colpo di Candela ad allontanare. Mutolo non la prende bene. Amorello giocata, ma
perde tutto. Allora Passero, arriva Secan sul mancino, Mortillaro era però fuori gioco, anche se poi l'assistente ha dato l'ok all'arbitro. Infatti dal settore ospiti lamentano questa cosa. Assistente, ma come si fa a continuare l'azione dopo che fischi un fuorigioco? Ah, ha sbagliato. Assistente arbitrale che ha ammesso l'errore all'allenatore del Cus Palermo, Candela. Il cross da parte sua, Centonze. Si è fatto male però Giuseppe Centonze. Tanto non ci può fare niente con l'acqua bene. Noi abbiamo l'acqua di lui. Si rialza Centonze, c'è una rimessa laterale per il Piana con Barbara. Arbitro dà altre raccomandazioni, batte Barbara, in anticipo Centonze con la spalla. Mettiti bene, occhio che gioca! Altra rimessa, sponda di Amaya, l'alza di HT, di testa, ancora Amaya, Candela fino in fondo, scontro regolare con Centonze, rimessa dal fondo. Davanti l'uomo, occhio alla seconda palla, non ne becchiamo una. Va bene, vai ti chiudo su, te ristare in gol. Non hai fatto un tiro. Signori, prego, va bene, può giocare? Sì, prego. Fallo su Secan. Va bene, Fabio, giocate. Anche qui Piana degli Albanesi ha voluto la maglia numero 19 a lui cara. Giannone, chiuso da Colicchia. Rimessa lunga, Secane non ci arriva, ci va a staccare Dario Morana, ancora il Piana però, a terra Giannone, si continua. Sise. Scala, vieni dentro, Matti! Yame. Barbara verso Candela, per pochissimo non ci è arrivato. Diacate in profondità, Barbara davanti la porta. Alessio Barbara porta avanti il San Giorgio Piana 1-0 a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Andiamo, ora di più. Dai, dai!
Il gol di Barbara, così smuove gli equilibri al Licauli. Tanto qualche polemica in tribuna perché è stato scoppiato un petardo e qualcuno non l'ha presa benissimo. Infatti si guarda un po' a ciò che sta succedendo. Gioco per un attimo fermo. Ma qua... Barbara, l'autore del gol, trattenuta di Gabriele Morana, resiste però l'ex Partinico Dace. Di testa Laimo, regolare il controllo di Candela, alzata di Centonze, di testa Gabriele Morana, c'è Sheriff, largo, difende Gaio. Con le mani però, stiamo giocando! Andò all'ultima linea, Andrea! Mutolo a terra, Sheriff, Gabriele Morana non la prende, c'è Gaio in anticipo. Amaya verso Secan, non gli è piaciuto il passaggio. È giallo! Rosso per Gabriele Mutolo, a terra Gaio, Cus in 10. Fabio! A palla lontana. Oh, imbarazzante, è pure esaurito. C'è il giallo anche per Dario Morana che si è intrattenuto per proteste. È svenuto. Signore, è imbarazzante. Che schifo. C'era stata una provocazione con l'arrivo di Gaio verso Mutolo. Mutolo lo ha raggiunto, poi Gaio è caduto. L'arbitro ha espulso Mutolo. Pochi minuti, il vantaggio del San Giorgio Piana e l'espulsione in casa Cus Palermo. Il fallo di Gaio, calcio di punizione per gli ospiti. Sheriff
Va avanti Centonce, la controlla in maniera irregolare. Fammi giocare! Uno di recupero che se n'è quasi andato, quindi si andrà oltre. Punto! Sali con lui! Solo! Amaya verso Secan, tocco che non fa felice il Piana. Occhio, da dietro arriva Giannone, evita Laimo, ultimo tocco di Dario Morana. C'è il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il Cus Palermo. Tieni, falli muovere. Marsala in vantaggio contro il Castellammare, ha segnato Costa. Marsala 1, Castellammare 0. Qui a Piana finisce il primo tempo, 1-0 per il San Giorgio. La rete di Barbara al 40esimo, al 43esimo l'espulsione di Mutolo in casa Cus Palermo, che ha lasciato i suoi in 10. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo in diretta dal Licauli per la ripresa. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 14 del campionato di Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo padroni di casa del Palermo Futsal Club e la Vigor San Cataldo. E poi arriva anche il fischio e inizia la partita, inizia Palermo Futsal Club e Vigor San Cataldo con il duetto subito di Corsini e Nicchia. Attacca la porta, Nicchia mette dentro per la Fiora! Lo fa subito! Capitan la Fiora! Ma è perfetta! Non uscita dalla pressione da parte di Nicchia e di Corsino ed è subito 1-0. Alessi, bello qui il suo anticipo, Carruba mette dentro e poi San Martino ancora arriva a calciare e il pareggio è immediato con Toscano che prima sbaglia ma poi non perdona ed è 1-1 subito. Toscano calcia ancora da fuori e San Martino, ma questa è una partita veramente incredibile, ne sono passati nemmeno un minuto e già abbiamo visto 2 gol e anche una gran parata di San Martino. Niccoli va sul mancino, secondo palo, Nicchia non chiude e poi il 2-1 firmato da Carruba. Va di Chiara, è uno schema, va alla Fiura, Corsino la controlla e Polizzi perde il pallone. Toscano, secondo palo per Niccoli che spara in alto, in altissimo, finta e controfinta, apre il campo da Corsino che prende il palo, contropiede ancora Niccoli, ma sempre sul mancino San Martino, dopo la prima deviazione di Corsino se la ritrova, leva una gran parata adesso. Schema per la Fiora, Polizzi un po' in controtempo ma la prende, poi si allunga Toscano, lunghe con i denti, Toscano sul destro, Toscano e la palla termina fuori veramente di pochissimo. Tocco su Gennaro di prima, va giù, si continua, c'è nulla, Nicchia! Forse una piccola deviazione, ma Nicchia va bene così perché il gol è tutto suo. 2-2. Tocco sulla Fiora! E poi va veramente vicinissimo a questo gol con la punta. Ci fidiamo dell'arbitro, Kinnish è velocissimo, Kinnish ancora! E prende il palo. Toscano che adesso è molto rapido, palla perfetta ancora per il contropiede, si ferma, si scontra con San Martino, Nicchia e poi San Martino è perfetto, anticipo e attacca la porta, è velocissimo ancora, cerca il tiro, San Martino si accartoccia su se stesso e salva i suoi. Adesso riparte la Vigor, ancora ennesimo contropiede, sterzata perfetta, San Martino sul primo palo, palla che rimane lì e poi Corsino va col fisico. Aiutalo Gabri, aiutalo Gabri. 1-2 perfetto, mette su Johnny per la fila, anticipo!
riesce a passare Alessi San Martino e poi non arriva con la testa all'appuntamento. Poi Gennaro fa sportellate su John. Sujon col mancino, bacia il palo e la palla poi si appoggia delicatamente in rete dei 4-2. Sentiamo alla tribuna, intanto Sujon intercetta il pallone ancora per Gennaro, la partita di Gennaro! E 5-2 con l'assist meraviglioso di Sujon che rimane pure a terra. Gennaro infatti va subito all'accompagno. Lo riceve lui, potrebbe anche calciare verso la porta, San Martino va giù, poi Sujon finta, cerca la porta, Sujon e non la prende nemmeno lui. Come Corsino. Di là. Ma chi dici in anticipo? Chi dici che te lo porta? Chinnici! La precisione chirurgica del numero 10 che poi esulta con il pubblico, chiede calma e poi va dalla moglie. Palla dentro, Corsino intercetta, poi il contrasto ancora! E il gol di Toscano che salta San Martino e spedisce il pallone in porta, 6-3. Corsino. La Fiura cerca la porta! Capitano Vito La Fiora, Buca Polizzi e fa 7-3. L'intuizione di mister Gentile è ancora giusta. Alessi poi Macaluso che non trova la porta e con questa azione finisce anche la partita. Vince il Palermo Futsal Club contro una buona Vigore San Cataldo con il risultato di 7-3. Sotto molti punti di vista, ha lasciato molto giocare. Nel frattempo prova il numero 9 dell'Alcamo, Marchese, a tirare da fuori aria, tiro però troppo alto, non inquadra lo specchio della porta, che prova a costruire con un pallonetto ancora per Marchese, che prova a farsi strada tra la difesa e si appoggia poi a Grillo, che non trova lo specchio della porta però. Lancia lungo la squadra ospite, spizzata di testa al numero 10 e poi sfiorato lo specchio della porta. Rossi in mezzo, intercettato e letto bene dalla difesa della Gemini, poi tentativo di tiro da parte del numero 11 Grillo, sicuro Daniele basta. Messa laterale battuta dalla Gemini, numero 99 che prova a mettere in mezzo il pallone, ci arriva e sfiora il gol, il numero 9 Stassi. Ancora possesso Gemini che prova a ritagliarsi uno spazio, tiro da fuori aria che sfiora lo specchio della porta. Altra grande occasione, stavolta tra i piedi del numero 10 Muratore all'Alcamo, che opta ancora una volta per un lancio lungo tra i piedi di Marchese, che trova il gol del vantaggio. Nel frattempo Alcamo che prova ancora a farsi spazio sulla corsia di sinistra, crossando in mezzo, non ci arriva per un soffio Grillo. Calcio d'angolo battuto. Pallone tra i piedi di Stassi che tenta il tiro e sfiora di un soffio il gol che avrebbe rimesso in parità il match. Offensivo che regala un pallone pericolosissimo all'Alcamo. Scatta il numero 11 in aria che prova a sfidare Demiere, che risponde presente e prova a servire sull'altra corsia il numero 21 completamente da solo, che poi si appoggia a un Muratore che non riesce a avere la giusta potenza al tiro, si appoggia al numero 83 che riesce ad agguantare il pallone. Questo Lucera che crossa in mezzo per i suoi compagni, prova ad arrivarci in testa Stassi. Buona lettura da parte del numero 3 dell'Alcamo. Nel frattempo ancora Marchese ci arriva, poi riesce a trovare il gol del vantaggio, ma per l'arbitro non è regolare. Chiamato lo schema e battuto il calcio d'angolo e ci mette una pezza Demiere, grandissimo altro rischio operato all'Alcamo che prova a lanciare Marchese, e adesso è in
22 e poi prova il tiro. Altro intervento proverbiale da parte di Demiere, che si va per il quinto minuto di recupero, battuto, non allontanato ma ancora tra i piedi della Gemini. Batte lungo a cercare gli uomini in mezzo, lontana però l'Alcamo, palla però che rimane lì e ci prova. È miracoloso l'intervento di Misseri sul tiro di Stassi, è andato vicinissimo ad acciuffare il pari.
Gentilmente uno in piedi, grazie. Andiamo! Secondo tempo di San Giorgio Piana, Cus Palermo 1-0. Dopo i primi 45 minuti sta decidendo la rete al 40° di Barbara. Nessun cambio all'intervallo, con il San Giorgio Piana che è tornato in campo con i suoi 11 iniziali. Stessa cosa il Cus, meno Mutolo perché è stato espulso al 43°. Secondo l'arbitro una reazione alla provocazione di Gaio. Con Gaio che poi è caduto, ma sembra esserci stato poco di irregolare da parte del capitano del San Giorgio Piana. Piana che è tornato con il suo 3-5-2, quello di Davide Boncore. Sisè in porta, Gaio e Maniscalco in difesa, Barbara, Candela, Diacate, Passero e Giannone a centrocampo, Secan e Amaya in attacco, a disposizione in panchina Russo per la porta, poi Cacicia, Bonasia, Martinez, Cavedoni e Inzerillo. Cus Palermo che ha risposto con il 4-3-3 di Ferdinando Zappavigna, Mortillaro in porta, in difesa Dario Morana, Agnello, Amorello e Centonze, a centrocampo Alaimo, Mutolo e Traoré. Mutolo poi espulso, in attacco Colicchia, Gabriele Morana e Sheriff, a disposizione in panchina Cimmino per la porta, poi Sorrentino, Consigliere, Scoma, Arena, Moncada, Guida, Vitale e Visconti, l'arbitro della partita, e Roberto Cargui di Marsala, assistito da Nicola Gringeri e Armando Rando, entrambi dalla sezione di Messina. Ha smesso di piovere, anche se qualche goccia continua a scendere. Sta piovigginando qui all'Antonino Licauli di Piana degli Albanesi. Ci sono attualmente 11 gradi. Campo anche scivoloso. Barbara, cross in mezzo, non ci arriva Secan, troppo lungo questo pallone anche per Passero. Arriva tutto però a Giannone. Passero, Maniscalco dietro per Gaio. Tanto l'allenatore del Cus Palermo, Ferdinando Zappavigna, sta guardando la partita dietro le grate che delimitano il campo dalla parte esterna, che non gradisce la soluzione di Diacate. Dagli altri campi c'è soltanto il Marsala che ha segnato con Costa, Marsala 1, Castellammare 0, ha segnato anche il Bagheria 90-011 con Ribaudo, dunque 90-011 1, Montelepre 0. Punizione Cus Palermo.
Movimenti a bordo campo lato Cus con 4 riserve che stanno facendo il proprio riscaldamento. L'ultimo ad alzarsi Alessandro Consigliere. Sheriff alla battuta larga. Sale Giannone, Secan e spara alla porta. Allora si rifugia da Barbara. Cross morbido. Interviene Agnello assieme ad Amorello. Altro pallone spazzato via dalla difesa ospite. Fallo di Sheriff. Al prossimo di cambio, Viste? Un tocchettino lo cazzo! Ha raddoppiato adesso la Bagheria 90-011 con Fontana, dunque 90-011 2, Montelepre 0. Punizione piana, Passero, sterzata, va ancora lui, poi serve Amaya. Secan, pressione di Traoré, se la porta sul mancino, allarga tutto da Giannone, non la riesce a prendere. Federico, Manisca! Scaliamo! Diacate, Amaya, Diacate, ancora dietro. Dai, va bene, dai. Va bene, Henry, va bene, dai. Lavora qua però, troppo alto, lavora qua. Forte! Secan recupera tutto il piano con Amaya che non l'aggancia sul più bello. Barbara segue Candela, poi Traoré. C'è comunque posizione di fuorigioco di Secan. Vieni qua! No. E poi andiamo! Aspetta! La passero! Ora scala sull'uomo, vieni! Scala, ora! Uno dei due si abbassa là! Traoré, passaggio superficiale. Uno dei due in mezzo! Adesso Sise. Uno dei due in mezzo! Siamo lunghi! Tu uno dei due! Maniscalco per Amaya. Solo!
Adesso Yammè, questo che prepara il primo cambio con Visconti pronto ad entrare per l'attacco. Altro fuorigioco di Secan. Enrico, è finita, vieni! Girati, guarda la palla! Fare la corsa di spalla. Uscirà Traoré. Ammonito. Candela, morbido, in mezzo a Secan e Amaya. Nessuno dei due la può prendere. Vantaggio. Adesso l'arbitro fischia. Sarà punizione per il Cus Palermo. Si va con il cambio. Esce Traoré, entra Visconti. Mattia, qua a destra me. Mario! Mattia, Palla lunga! Dentro Antonino Visconti, uno dei tantissimi prodotti del settore giovanile. Jack! Concentra un po', ma entra Mattia. Questi te li chiamano tutti. Fuori gioco. Mario! Guarda come rinculano loro e voi siete loro! Ok. Va bene Mario. A me mi interessa questo è il mio caso. Giocare. Muoviti. Maniscalco. Gaio, Yammè. Fabio! Sponda di Passero. Amaya non va. E allora di nuovo dalla difesa il San Giorgio Piana. Henry, porca puttana, Henry. Ancora Maniscalco. Non si trova una soluzione. E allora Gaio lancia verso Amaya il recupero regolare di Sheriff. Pallone lungo, quello di Amorello. Finisce su Sise. Fabio, sostegno, fa! Ce l'hai! Henry, dai sostegno, Henry. Dai sostegno, non scappare, Henry. Così, piccio, così, Yammè, Barbara, nessun fallo. E allora Sheriff sale il Cus. Centonze si propone Visconti. C'è Gaio però. Uno, Mario! Passero sbaglia il passaggio. Gabriele Morana. Regolare. Yammè. Non lo fare girare.
Amaia, pressione di Amorello, Buona, 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 dai. pallone fuori. Buona Harry, buona Harry. Forte, forte, dai. Intervento falloso su Alaimo, fallo di Amaia. Punizione già battuta, Centonze. Visconti. Barbara, pulitissimo. Visconti altrettanto, ma c'è la corsa di Yamme addirittura in attacco. Sale il piana, Barbara, posizione regolare, pallone in mezzo per Yamme, non calcia, Amaia se la sistema e conclude sotto la traversa il ritorno al gol in maglia Arbrecht per Federico Amaia, 2-0. Sami, mangiagli il cervello! Mangiagli il cervello! Oh, dai! Oh! Forza! Fede! Fede! Gabri, giochiamola! Anto! Copri sta palla, Anto! Fede! Dai, forza! Gioca! 2-0 per il San Giorgio Piana. Dopo il gol di Barbara è arrivato anche quello di Amaia. E il Cus continua a soffrire in 10 uomini. Adesso può andare in discesa, Candela in mezzo, Secan! Bellissimo! Mario Secan, 3-0 e sono -2 ai 100 in carriera. Signore, cambio! Signore, cambio! Cambio nel Cus, esce Alaimo, entra Consigliere. Vai Ale, vai Ale! Oh Dario! Oh! Dai, forza, Josef! Gabri! Dai! Gabri! Oh, basta, devi stare Mario! È giallo questo! È giallo! E sparare forte! Oh signore, facciamo giocare! Signore! Punizione per il Cus Palermo. C'è Dario Morana. Parte Morana. Secondo palo. A cercare la testa. Di Giacomo Agnello. Con calma, gestisci la palla. Vai Mario! Partita mai in discussione per il Piana, però con questi gol arrivati uno dopo l'altro, partita incatenata per bene. Passero verso Barbara, in anticipo arriva Mattia Amorello,
Giù Gabriele Morana. E il Piana va con il cambio. Esce Maniscalco, entra Caciccia. Mister! Ah. Bravo Jack. Dai che laterale. Signori, i palloni, guardate, qui ce n'è uno. Dai palla. Dai palla, vabbè, dai. Vabbè, per lì, ci sono cose che succedono nel calcio, no? Siamo passati tutti. No, ho capito, però la palla è là. Io non Non è il cambio perché dietro, perché Arbitro! Cambio nel Piana, un altro. Esce Diakate, entra Martinez. Signore, falla bene. Dai tu, forte, senza fallo. Prende un altro calcio di punizione Gabriele Morana. Battuta irregolare di Dario Morana. Camarat avanti a Licata. Il gol di Ozawie. Licata 0, Camarat 1. Vieni Mario. Dai. Occhio Alessio. Dai. Vai, tranquillo, vai. Vai. Bravo, grande. Occhio Martì. Sì. Stacca. E poi va. Prova a saltare Visconti, di testa anche Colicchia, di testa Visconti, spazza Barbara nel settore ospiti.
il recupero del San Giorgio, il pallone di Cacicia per Secan che rinuncia dato il fuorigioco. E allora Martinez in mezzo, Cacicia, scambio voluto con Secan, il pallone ritorna a Martinez. Si perde su se stesso San Giorgio Piana qui. Mamma mia, Arbitro abbastanza fiscale sulle rimesse laterali. Ennesimo cambio di battuta. e lo so, vedi, aspetta che fuori gioco, quello dice lascia e l'arbitro non lo sanziona, che fai? Che fai? Gli dici mi sono fermato perché era nettamente fuori gioco, non glielo puoi dire. Giusto, bro? È giusto, uno che dice correndo dice lascia. Yemme. Guarda profondo. Non ci arriva in tempo Martinez. Sono! Andiamo, è partita! La prossima cambio. Non la smette di girare palla il Piana. Tra poco ci sarà un altro cambio nel FUS. Entrerà Sorrentino. Qui fallo su Visconti. Si fa male Sheriff. Altra punizione. Insiste Centonce, reclama fallo Candela. Agnello per Gabriele Morana. Altro fallo. Subito. E si va con il cambio per il CUS Palermo. Esce proprio uno dei Morana, Dario Morana, entra al suo posto. Sorrentino. Anche Dario Morana è stato ammonito, non vuole sicuramente rischiare di più. Zappavigna. Colicchia in mezzo. Il cross è per Sise.
lanciato Caciccia, non la mantiene in campo. Passero, recupero voluto, Amaya verso Secan, prima c'è Amorello, tra poco ci sarà un altro cambio per il San Giorgio Piana con l'ingresso di Cavedoni. Colicchia, anche in questo caso nulla, si va, esce Capitan Gaio che lascia la sua fascia a Sise al suo posto. Cavedoni Signori, velocemente in panchina. Prego, prego, sì, prego. Signori, prego lì. Dai, giù. Centonze prova a salvare il salvabile, il Cus Palermo. Gabriele Morana non trova nessuno, pallone largo, un po' con troppa fretta verso Centonze. Ti metto un pallone, mister. L'ho detto prima. Andiamo, prego, va bene lì. Alzati, mettete una linea del gioco. Secan, spazio per lui, a tu per tu con il portiere, invece mette in mezzo per il mancino alto di Amaya. Non è nostro posto quel pallone. Ehi! Ultimi 10 da giocare. Sheriff Colicchia, niente da fare, non la mantiene in campo. Allora, altro cambio per il San Giorgio Piana, entra Inzerillo, esce Candela. Nel Cus Palermo invece esce proprio Colicchia, al suo posto Arena.
Braccia. Sali. Arriva. Lascia fuori. Tira. Lamina. La Maia poco fa un gol facile che però non c'è stato per la possibile doppietta. Gli altri campi ancora 0-0 tra San Vito al Capo e Unitas Sciacca. Siamo all'81esimo. Invece la Folgore Castelvetrano vince in casa dell'Accademia Trapani 1-0. Occhio al Piana con il destro in porta. Gran gol dalla panchina da parte di Inzerillo per il 4-0 del San Giorgio Piana. Rosario! Rosario! Altro gran gol oggi al Licaoli dopo quello di Secan. Anche Inzerillo a segno. Come dicevamo, Folgore avanti a Trapani con l'Accademia, siamo all'86esimo invece qui. Tranquillo, ti sto che arrivo, tranquillo. Chissà se sarà un mese di riflessione per quanto riguarda la panchina del CUS Palermo, anche se questa squadra non può fare più di un certo lavoro perché le scelte di mercato sono sempre limitate, i pochi giocatori di esperienza che arrivano vengono presi perché rientrano da un infortunio oppure hanno poca esperienza nella categoria oppure perché accettano proposte economiche più vantaggiose in categorie inferiori. Per esempio c'è stato l'addio di Gabriele Giovenco, terzino destro, che ha iniziato la stagione al CUS Palermo e poi ha deciso di scendere in prima categoria al Sicilia FC. Se n'è andato anche Mario Lovico a centrocampo, che è tornato all'Oratorio Marineo, è sceso in promozione. Al CUS Palermo è arrivato Gabriele Mutolo, da svincolato proprio dal CUS Palermo, squadra con cui ha giocato l'anno scorso in promozione.
chissà se ci sarà spazio invece questo finale per Simone Vitali, attaccante classe 2002, tra gli ultimi arrivi. Oggi ancora 0 minuti collezionati, dato che è partito dalla panchina. Martina, questa punta sta facendo. Piana invece che sembra aver trovato una quadra dopo innesti mirati di Sekan e Yamé. Sekan in attacco, Yamé in difesa. Oggi la squadra di Boncore è pronta per conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo il colpo a Misilmeri contro la Don Carlo in trasferta settimana scorsa con il risultato di 2-0. Giocatore del Pianaterra, si tratta proprio di Inzerillo, l'autore del quarto gol. Ammonito. Signore, cambio, signore. Roberto! 15-10, signore. Roberto! Cambio in vista per il Cus. Non entrerà Vitale, ma Scoma. L'ho chiamato, mister! Portiamo la palla fuori e facciamo il cambio. Andiamo a passeggiare. Piana che in casa non sbaglia, dato che le ultime 5 partite le ha vinte tutte. 4-0 al Castellammare, 1-0 allo Sciacca, 2-0 al Camerat, l'1-0 alla Folgore Castelvetrano e il 2-0 al Bagheria. Si sta per aggiungere questo 4-0 al Cus Palermo. Porca troia! La palla ne scesa in vuote. E tu chiamato. Esce Sheriff. Entra Scoma. Non da solo, Fede, non da solo! Oh, Robert! Occasione da una parte e dall'altra per far giocare i più giovani. Cus Palermo che nella sua ultima stagione in eccellenza, prima di questa qui, nella 22-23, cambiò l'allenatore alla fine del girone d'andata, l'esonero di Stefano Colombo e l'approdo di Ferdinando Zappavigna. In questo campionato potrebbe succedere l'opposto con una potenziale partenza di Zappavigna, però vedremo, anche perché Zappavigna allo stesso tempo è uno che conosce l'ambiente, ha più di 100 panchine con il Cus Palermo, quindi
non è affatto scontato l'addio, e poi sia lui sia il club sono consapevoli di dover soffrire sempre proprio per le motivazioni che stavamo elencando prima, risorse limitate, pensiero magari maggiore alla crescita dei giovani, facendoli esordire, facendoli giocare tra i grandi. È chiaro che il cambio di allenatore non andrebbe a risolvere tutto, perché nessuno ha la bacchetta magica. In campo alla fine ci vanno i giocatori, portando con sé la propria esperienza. Centonze intanto non smette di mettersi tutti contro. Gabriele Morana si va a prendere un altro calcio di punizione, pallone che poi arriva a Sise. Sta per finire anche il secondo dei 3 minuti di recupero che ha segnato l'arbitro Cargoi di Marsala. Prossimo appuntamento che sarà nel girone di ritorno, 4 gennaio, San Giorgio Piana che tornerà proprio qui al Licaoli, ospiterà la Parma, Cus Palermo che tornerà al proprio centro universitario sportivo. Ci sarà la sfida a salvezza contro il Montelepre. Entrambe squadre ripescate dallo scorso campionato di promozione. E ovviamente ci sarà il calciomercato sempre attivo. Ufficiale il 4-0 del San Giorgio Piana sul Cus Palermo, partita mai in discussione tra le due squadre. Cus Palermo che è rimasta in 10 al 43esimo per l'espulsione di Mutolo, le reti con Barbara al 40esimo nel secondo tempo, Amaya al 61esimo, Secanna al 63esimo e infine Inzerillo all'83esimo. Dalla panchina è tutto dal Licaoli, grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geracci e alla prossima.